Bene ragazzi, benvenuti a questa nuova missione. Il nostro agente 47 si è addossato sulle spalle un nuovo incarico, ovvero quello di uscire direttamente da questa stazione ferroviaria. Allora, vediamo un po', abbiamo sempre il nostro caro coltellino, la nostra arma preferita, le armi da taglio vecchia guardia per gli assassini. Vediamo un po' come possiamo fuggire. Da questa parte, vediamo un po', non so neanche se c'è disegnato il pulsante esci da questa porta, perché guardate un po' delle guardie che ci sono, proprio gente che non ci piace. Ecco, ma l'idea appunto di uscire da questa porta non è accettata. Proviamo da qualche altra parte. Ecco, qui avevo visto un'altra bella porticina, potrebbe essere utile. Attenzione che c'è una guardia da quelle parti, quindi molta calma. Perfetto. Eccolo qui, questo maledetto stronzetto. Vieni qua, bello. Vieni qua. E Hitman intanto che attraversa il palo in cemento, ragazzi. Lo attraversa e soprattutto lo prende al collo. Vediamo un po' di portarlo immediatamente all'interno di questo barile, questa cassa. Vediamo un po', c'è qualcosa di fragile qui dentro, ragazzi, state attenti, se avevo un pennarello glielo scrivevo qua fuori. Ok, allora, vediamo un po', tutta la gente è raggruppata da quella parte, forse potrebbe essere il momento ideale per andare, ragazzi. Abbiamo anche un bel po' di istinto, perfetto, molto bene. Con calma, attenzione che è questa luce, oddio. Apriamo. Presto, oddio, che cos'è questo luogo? Con calma. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Uscita localizzata. Dov'è? Una specie di stazione ferroviaria. Tutta la gente sta aspettando probabilmente il loro treno. Resta fermo per nasconderti nella folla. Ripristina segnali per i treni. Allora, CTRL per vedere la folla che ti sta nascondendo. Vediamo un po'. Oh, no, questo è l'istinto. CTRL. Ok, con calma. Vabbè, me ne accorgo, sono tutti questi uomini davanti. Rischia di seminare il panico. Rischia di seminare il panico, non sta succedendo niente di grave. L'unica cosa, ragazzi, importante da fare è quella di riconoscere i poliziotti. Allora, un poliziotto ha... No, non sei tu, amico mio, hai baffettoni, però guarda tutti che ci guardano a noi, sembriamo degli emarginati. Allora, lì c'è una guardia, ragazzi, vedete un po' vicino al... con la torcia in mano. Alla sinistra ce n'è un'altra vicino al palo della luce. Dancing flows, Agent 27 here, distilled and bottled in Hope. Wow, mamma mia, proprio all'interno della città. Vediamo un po' di avanzare con calma, ragazzi. Ciao amore. Allora, devo calcolare il momento giusto per andare avanti. Raggiungiamo quell'altra folla dall'altra parte. Vediamo un po' se riusciamo a essere inosservati. Coltello con bottiglia. Non credo che potrebbe essere utile. Ok, le guardie non ci stanno guardando. Ops, forse una sì. Questo baffetto davanti a noi, Teddy Roosevelt. Mamma mia, che brutto. Sempre gli occhialoni alla Ray-Ban. Vogliono fare i Top Gun questi ragazzi. Ecco, l'espresso delle 21 non è per noi. Vediamo se si gira questo stronzetto. Perfetto. È arrivato l'altro. Maledetto, sono due uguali, ragazzi. I gemelli, eccoli qua, i gemelli diversi. Mamma mia. Proviamo a raggirarli. Eccolo lì. Oi, leva quella luce, maledetto. Perfetto. No, niente, c'è niente, non c'è niente da guardare, maledizione. Come possiamo fare a passare, maledetti? Dobbiamo usare, oddio, un bel po' di istinto. Proviamoci. Non so neanche dove siano. Ti giuro che non so. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Vediamo di nasconderci qui dietro. La cosa che mi fa arrabbiare è che non abbiamo più istinto. Però possiamo nasconderci a questa bella macchinina dei giochini. Mamma mia, quanto mi piacevano queste macchinette. Ve lo vedete a Hitman nei panni della guardia che si mette a raccogliere le paperelle? A che glieli deve portare le paperelle? Mamma mia, guardate che le guarda proprio come uno stronzetto. Va bene, smettiamo di fare i pagliacci, andiamocene via di qui. Vediamo di trovare immediatamente il nostro obiettivo principale. Questa deve essere la mappa della metropolitana. Lago Michigan. Bene, abbiamo capito che siamo in America. Allora, trova l'uscita. Altri poliziotti stanno facendo di tutto per catturarmi. Devo andarmene, raggiungere la strada, mantenere un basso profilo, confondermi tra la folla. La polizia è sempre più vicina. Me ne sono accorto. Ripristina i segnali per i treni. Allora, che cos'è questo segnale? La polizia ha preso il controllo della stazione. Tutte le corse sono state cancellate. Non riuscirò a restare nascosto ancora a lungo. Devo improvvisare, trovare la sala comandi della stazione, manomettere i segnali per i treni e salire su uno di essi. È la mia unica possibilità. Vediamo dov'è la stazione di comando, ragazzi. Non abbiamo più istinto e questo è un problema. Dobbiamo fare tutto con le nostre forze. Vediamo di nasconderci attraverso questi tre pelatoni tutti uguali. Eccoli qua, guardateli che fighi, ci aggiungiamo pure noi. Vediamo un po'. Possiamo avanzare immediatamente di qui. Oh. Perfetto, le guardie non ci stanno guardando adesso. Presto, procediamo. Cancelled all trains. Ok, perfetto, questo deve essere lo studio di comando. Ecco qua un'altra bella macchinina per le paperelle del nostro Hitman, preferite ovviamente da lui. Allora, come facciamo a entrare qui dentro? Non so se la polizia è ammessa.
Allora, dovremmo studiare la situazione. Proviamo a vedere dall'altra parte. Scusate. Sporgenza, questo mi piace. Vediamo se c'è una bella finestrella, magari possiamo andare. Ok, attenzione ai treni che passano da queste parti, che possono essere molto ma molto rompi. Oh, un treno! Attenzione! Mamma mia, meno male che non abbiamo mangiato troppo nelle ultime settimane, abbiamo perso un po' di peso, altrimenti ci avrebbe trasportato via. Oltrepassiamo. Ok. Vediamo un po'. Ah, ci sono delle guardie. Bene ragazzi, anzi malissimo. Vediamo da questa parte se possiamo procedere. C'è un bel climatizzatore. Arrampicati. Con calma. Perfetto. Lo so, sì. Lo so che dobbiamo fare. Allora, dove sono i comandi? Vediamo un po' di trovare questi dannati comandi per il treno. Probabilmente deve essere dall'altra parte, quindi avanziamo. Ottimo. Qui dietro. Ah, perfetto. Vediamo cosa c'è da questa parte. Ops, ho perso il controllo di Hitman. Eccolo qui. Ok, vediamo un po'. Scala, cosa ci può essere utile una scala? Ah, per salire al piano di sopra, perfetto. Ok. Molto bene. Senti, ci hanno appena ordinato di annullare tutti gli arrivi e le partenze. Pare stiano investigando sul... Vieni qua, bello. Ah, con chi stavi parlando al telefono? Ah, con la tua amante? Vieni qua. E lo so che è un civile, ragazzi, però lo dovevo uccidere. Mi poteva dare problemi. Mi dispiace, però dovevo farlo. Mettiamolo qui dentro. La capoccia giù. Ok. Vediamo un po' di attivare il tutto. Attiva il segnale del treno binario B. Proviamoci. Attiviamo. Completato. Perfetto. 10.000 punti guadagnati. Adesso l'unica cosa che ci resta fare: vai al binario B, aspetta il prossimo treno. Sali sul treno al binario B. Ok, io dico ragazzi che è meglio prendere il travestimento del nostro amico. Non possiamo farlo? Dannazione. Di qua possiamo uscire almeno. Perfetto. Oh! Delle guardie che ci sono. Mamma mia. Dov'è il binario B? Dall'altra parte, eh? Vediamo. Niente, il travestimento non ci può essere utile. Scendiamo. Ottimo. Con calma. Un gradino alla volta, Hitman. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Vedete un po', senza uccidere nessuno, solo una piccola guardia che rompeva le scatole. Probabilmente stava parlando al telefono con la sua amante. Vabbè, l'abbiamo messo fuori uso. Abbiamo fatto il lavoro che doveva fare sua moglie. Ok, usciamo di qui, da dove siamo entrati, senza che nessuno ci ha visto. Allora, dov'è il binario? Oltrepassa, abbiamo tantissimo istinto, ragazzi. Non devo fare stupidaggini proprio adesso. Binario B, dall'altra parte? Come faccio ad attraversare completamente il binario ferroviario? Vediamo. Proviamo a lasciare questa posizione. Ok. Alzati. Bene. Allora, vediamo un po'. Procediamo. Deve essere dall'altra parte. Probabilmente andando dritto potremmo raggiungerla. Oppure... Ah no, perfetto. Guardate, vedete un po' qui ragazzi. Passando dalla parte di sopra potremmo scendere direttamente dall'altra parte. Quindi questo condotto che vedete qui è necessariamente utile per passare dall'altro lato. Scusate, non ho visto il collegamento. Quindi per forza dobbiamo passare di sopra. Quindi dobbiamo... obbligatoriamente. Bene ragazzi, vediamo di andare direttamente al binario B e aspettare il prossimo treno. Sali sul treno al binario B, deve essere necessariamente dietro questa porta. Allora, vediamo di andare con calma. Qua deve essere pieno di poliziotti. Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ok, questa è la rampa nord della zona. Perfetto, vediamo un po' di andare avanti. Allora, quante guardie ritroviamo qui intorno? Ritroviamo una bella guardia dietro quel palo che si sta guardando appunto il panorama, maledetto. E ne ritroviamo anche un sacco da quella parte. Vediamo intanto di nasconderci immediatamente tramite il nostro istinto direttamente qui al distributore di paperelle. Oh, non stiamo facendo nient'altro, ci stiamo guardando questo bel panorama. Ottimo, perfetto. Dobbiamo calcolare adesso il momento giusto, soprattutto per avanzare. Allora, come questo per esempio, quando tre guardie guardano da questa parte e le altre si ritrovano quindi spaesate dall'altra. Dobbiamo utilizzare soprattutto questa bella folla e questi tre quarti di istinto che stanno avvicinando entrambe. Ottimo, vediamo di uscire adesso. Perfetto. Andiamo. Niente, non succede niente. Non succede niente. Vediamo di nasconderci qui. Dannazione. Maledizione. Uff, non ci hanno visto ragazzi. Mamma mia che fortuna. Attenzione. Mi serviva adesso un altro po' di istinto per passare dall'altra parte. Maledizione. Vediamo un po' se riusciamo a calcolare il momento giusto. Non lo so, parlano di un killer. Uno senza capelli, non capisco. Senza capelli, Noi ce l'abbiamo i capelli. Siamo dei veri e propri capelloni. Ma sono sicura che non è niente. Ah, attenzione. Va bene, amore. Sì, ti chiamo presto, promesso. Ah. Non possiamo farcela senza il nostro istinto, ragazzi. Non possiamo farcela. Troppa gente. Mamma mia, ecco che si sta girando il primo. Ok. Calma.
Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia ragazzi, senza istinto ce l'abbiamo fatta! Pronto? Procediamo. Sì. Procediamo con calma. Oddio, quante guardie. Mamma mia. No, no. Il treno arriverà tra 60 secondi. Perfetto, dobbiamo stare 60 secondi così ragazzi e pregare. Preghiamo per 60 secondi e speriamo che non arrivi nessuno, perché non posso neanche entrare nella folla. Guardate quell'altro che sta scendendo da quella parte. L'altra guardia. 45 secondi. Bene, adesso tutta la folla si getterà addosso a quella guardia, la affogherà con i piedi e la faranno morire soffocata. Ok. Perfetto. Attendiamo ragazzi. 30 secondi. Allora, 30 secondi. Io pensavo ragazzi veramente che si doveva andare da quella parte. Avevo scritto B. Adams proprio da quella parte. Però probabilmente no. Il treno arriva da questa parte, quindi... Oh, 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 oh. Oh, oh. Maledizione, a questo lo voglio uccidere ragazzi. Questo mortadellone che fa avanti e indietro con questa torcia, maledetto. Oh, quante guardie, dannazione. Vediamo un po' se adesso arriva questo maledetto treno. Quanto manca? 15 secondi? Probabilmente sì. Ma non può arrivare un altro pochino più avanti, magari mettersi qui così possiamo salire tutti. No, eccolo qui. Attenzione, un altro po' signor macchinista, un altro po'. Mannaggia lui. Forza tutta sta gente. Presto. Presto. Basta, voglio andarmene. Sì, ce l'abbiamo fatta. Dammi un passaggio amico mio, portaci via di qui. Vediamo un po' quanto è stato il nostro punteggio ragazzi. Ci hanno fatto soffrire al massimo. Però molto interessante questa missione. Davvero mi è piaciuta tantissimo. C'è questo fatto della mimetizzazione tra la folla. Molto ma molto figo. Vediamo un po' quanto è stato. Corpo a corpo 1 sbloccato. Migliori tempi di reazione nel corpo a corpo. Ottimo, permette di neutralizzare le vittime più velocemente. Il livello successivo. Vediamo un po'. Allora la classifica principale era 18.000 punti, 17.000 per il mondo. Allora vediamo un po'. Intanto abbiamo preso anche controllo respiro 1. Aumenta la stabilità con i fucili di precisione, perfetto. La prossima sarà migliora la mira controllata. Allora il nostro punteggio 7.004. Ehi, quanto è stato? 48.351 in totale. Mamma mia ragazzi, un ottimo punteggio. Fatemi sapere ragazzi i vostri punteggi, magari per compararli al mio. Vediamo quello che avete fatto voi, quello che ho fatto io. Magari vedere un po' in che parti siete andati meglio voi e viceversa. Magari fatemi sapere soprattutto se c'erano altre possibilità di raggiungere gli obiettivi che avete visto in questi 2-3 video, sempre aderenti a questa missione, questo primo capitolo, fuga per la vita. E magari fatemi sapere la vostra opinione su questo gameplay oppure su questi gameplay tramite un voto, magari sempre il solito commento. Ciao a tutti ragazzi dal 47 e dal vostro Edward Van Helgen.